Quale neoeletto Presidente della Provincia di Vicenza, giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione italiana e le leggi dello Stato. È il momento saliente del primo consiglio provinciale guidato da Andrea Nardin, il presidente neoeletto che ufficialmente ha prestato giuramento sulla Costituzione durante l'assemblea convocata appositamente. Poco prima il passaggio della fascia dall'ex presidente Francesco Rucco, che ha partecipato alla cerimonia attestando l'intenzione di dare continuità alla volontà di fare della provincia la casa dei comuni. Presenti numerosi rappresentanti dei vari livelli di governo, dal Parlamento alla Regione Veneto. La sinergia tra le istituzioni è indispensabile per offrire il massimo beneficio per le comunità e per i cittadini. Il sindaco di Montegalda, che è stato scelto e votato dagli amministratori dei 114 comuni vicentini dopo le foto di rito, si è già messo al lavoro per quelli che saranno i suoi primi passi come presidente della provincia. I primi passi che ci saranno nei prossimi giorni riguarderanno il poter affrontare quelle che sono le tematiche più importanti, quindi conoscere meglio le società partecipate, quindi penso alla tematica SVT, penso alla promozione turistica per quanto riguarda il consorzio Vicenza e penso poi ad alcune iniziative che stiamo mettendo in piedi, soprattutto in termini di legalità, e vorremmo progettare con la prefettura. Penso in particolare alla vicinanza ai colleghi sindaci che in qualche modo sono stati toccati dal tema della legalità e alle pressioni che hanno ricevuto. Su questo mi piacerebbe sviluppare con i ragazzi un percorso sulla sensibilità riguardo al ruolo delle istituzioni.